come mai avete scelto di aprire questa attività a Sernaglia? Abbiamo scelto di aprire questa attività visto che i miei genitori sono partiti proprio base, e siccome la passione ce l'ho, e allora abbiamo deciso di allargarci facendo una cantina un po' più grande e speriamo che vada tutto bene per un buon futuro. Avete riscontrato delle difficoltà nell'aprire l'attività? Purtroppo, come tutti, penso c'è un momento di crisi, però per il momento vedo che adesso stiamo lavorando abbastanza. Speriamo bene e speriamo che passi tutta questa pandemia, così ripartiamo tutti da capo. Quali aspettative? Visto che i miei genitori mi hanno fatto tutto questo e mi hanno lanciato in una buona strada, spero di non deluderli e continuare a portare avanti questa attività. Come mai avete deciso di fare questo passo importante? Abbiamo incominciato noi come azienda e dicendo che abbiamo 3 figli speriamo che la mandano avanti loro, che possono migliorarla e avere un bel futuro anche per loro, perché in questo periodo non è facile. È inaugurata appunto la prima cantina di Sernaglia, è sicuramente un traguardo importante sia per la comunità di Sernaglia ma anche per la famiglia Zamai, che si è sicuramente prodigata per raggiungere questo importante obiettivo. A loro va il mio augurio di un lavoro proficuo e per il bene anche del territorio.